Qua miseri un barbone, dormivi su requan, vivevi in una fogna, un peso a modemi, per 150 franchi il man, vendi la donna, quando portata in letto, giù e su da un banco con via, la camisetta, allora un capito, dove c'è un po' più, che era secca, sui costi, e la giovanina, pieno, di stassi alleghe, i doni che sono, mettiamo in gabbia, seri, casame un neghe, dai canta sui costrati, e dica al tuo marito che mi mica un'ase, la mia va su e dopo la mani, però ti te ne piace, tutta per os, ma se son faresci le liga, un famiglia, e lì la masuris, e lì vicina che era la poesia, per il salettono, che potete anche dire, stavi a fa misteri, mi c'hanno Margherita, va la Margheritina, pesci seri, dici un sacchetto di rossa, che avevi tira su, senza neanche uno sguardo, le traine delle che, e adesso non vuole più, neanche per 1 miliardo, qua misero un barbone, dormivi su Requan, vivevi in una fogna, un pesce a po' di vino, per 50 franchi e nel mare, vendi la donna. Grazie. Lavorava alla foto galvanica e suonava alla filodrammatica, l'altro anno della Roggia Vertonica, non sapeva spiegare il perché. Ma com'è che non sapeva spiegare il perché? E per forza. All'era sabezzera ed era tutta lì, che era passata via dentro a dormire. Sta in giro fino alle ore piccole e cercava un posteggio d'auto pubbliche. Poi ci ha detto a un tassista: è libero? Sì. E allora che vaga a dormire. A chi che vaga a dormire? A lui. E per forza. All'era sabezzera ed era cioctradì, che era passata via dentro a dormire. Lavorava alla foto galvanica e voleva provare a fare il notambulo, l'altro anno della Roggia Vertonica, non sapeva spiegarsi il perché. Com'è che non sapeva spiegare il perché? Ma le due che schifo, ma per forza! All'era sabezzera ed era contraddì, che era passata via nella cadormi. All'era sabezzera ed era contraddì, che era passata via nella cadormi. Ce n'était pas le radeau de la méduse se battant, qu'on se le dise, au fond de port, dis au fond de port. Il naviguait dans Perpénard, sur la grande mare de Canard, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Sans fluctuat, les mergiture, c'était pas de la littérature, non déplaise aux jeteurs de chaud, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants salauds, mais des amis franco de port, les copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, de petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre.
C'était pas des amis choisis par Montaigne ou la Boétie. Sur les ventres, ils se tapaient fort, les copains d'abord. Jamais pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu les coups qui n'est jamais viré d'abord, mais viré d'abord. Naviguait en peur peinard sur la grand-mare de canard et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Me sono innamorato di una cinciuccia che aveva gli occhi verdi e una cua negra. L'ho vista in Paolo Sarpi, la faceva la spesa. Me sono innamorato di una cinciuccia che aveva, cos'era martedì che mi ha sul computer, che aveva i 4.000 mail da mandare via. La tecnologia è proprio roba da stupido, tutto il tram veniva in mente. Bottiglie line di cinese. Arrivi in Paolo Sarpi, Masarame in Ciula, con la turetta in mano e la mia gonfia ai diti. Negozi del computer che ne chi 3000, mi aggiro per capire e te la trovo lì. Che a seno scusari con dei 3 dragoni. Sulla camisetta aveva una selva di butunco di... Scusi signorina, mi potrebbe consigliare un posto più carino dove poterla corteggiare? Me sono innamorato di una cinciuccia che aveva gli occhi verdi e una cua negra. L'ho vista in Paolo Sarpi, la faceva la spesa. Me sono innamorato di una cinciuccia. Cinciuccia, cinciuccia, cinciuccia. È quasi 4 mesi che sto con la signora, commerci con il padre in un export-import. A lei che piace andare alla fiera a comprare la flora, la sera dice la laura in un massage bistro. Va bene che la morura la cammina spessa e chi ha la libertà di fare quel che vuole. Mi sono insospettito e messa su una cuffia, mi sono travestito da Monsieur Selé, che è a seno scusari, tutto trasparente. Al posto della camisetta, che era proprio niente, così. Scusi signorina, va bene il fascino orientale, ma stavolta l'EPN lo fai colpirla di tuo padre. Mi sono innamorato di una cinciuccia che aveva gli occhi verdi e una cua negra. L'ho vista in Paolo Sarpi, la faceva la spesa. Mi sono innamorato di una cinciuccia. La morte che è molto presente in Brassens, non c'è quasi canzoni in cui Brassens non accenni al fatto del dipartire, insomma. E allora è proprio a volte con ironia, a volte con pensieri un pochino più complicati, più profondi, però è bello liberarsi da questa macchina, perché non si capisce perché nei confronti della morte c'è sempre questo approccio, perché dovremmo tutti andare a stare meglio dopo tutti, no? Cioè, per esempio nel paradiso dei musulmani sono unità più, unità meno, 72 vergini che ti aspettano, cioè quasi un casting di Buona Domenica non fosse per la parola vergine, per dire, no? Il
Paradiso dei Cattolici va un po' meno bene, però in compenso c'è un panorama straordinario, una vista della Madonna. Ecco, dico, guarda, se il credente di qualsiasi confessione fede si tratti è così in ansia nei confronti della morte, figurati l'agnostico sprovvisto come di percorribili vie di fuga. Io nel mio piccolo sono agnostico e mi limito a sperare che nel mio angolo di cielo ci siano almeno un paio di zoccole, perché meglio 2 generose rispetto a 72 che però non la danno. Ecco, questo era, mi sento un po' perplessi sulla... però insomma, pensieri così. E allora è nata questa cosa di... volevo alternare un po' il momento musicale con 2 parole che ritengo a questo punto inutili. Però, perché vedo che... perché poi vedi anche le condizioni, perché poi si trapassa non solo materialmente. Quando dico epitafi, io sono molto rigoroso su questo. Ovviamente gli epitafi, se no il tratto satirico viene a meno, e il tratto satirico al quale io sono molto affezionato, così come lo era Nanni, così come lo erano tutti i comici. Una volta ci si teneva al distinguo tra cabarettisti e comici, comunque a tutti coloro che hanno frequentato una certa epoca, e c'è la differenza, perché un tratto satirico è da difendere. Oggi invece si tende molto a piacere. Cioè, allora come coltivare quel tratto e quel senso del graffio, dello sberleffo? Al di là del dedicarsi, ormai non appassiona più immergersi nella politica. Io stesso che mi dilettavo un po' nel massacrare, ma oggi dico, io alla domanda cosa pensi della politica, dico ma sospendi il giudizio, ci sta ancora lavorando la magistratura, cioè non è il caso di aggiungere. E poi si rasenta l'inutile, l'innocuo, invece il senso del grazio è importante. Allora ho detto, ma forse questo tratto, il tratto satirico che era molto presente in Brassens, forse lo si può accarezzare, coccolare, coltivare, alimentare, non guardando ai grandi fatti del giorno, ma alle minime cose, alle piccole cose, ai giornali, quei giornali di provincia, per esempio. Leggo per esempio sul giornale di Casoria questo titolo, senegalese svelto una rapina. Ecco, lì si può accendere il tratto satirico, non sulle grandi, il senegalese svelto una rapina e dice, caspita, niente, non ce la fanno proprio a integrarsi. Ecco, questo è il senso che mi piace. Leggo per esempio sull'Alfiere di Torino, sono dei fogli che non hanno non sono mai citati in nessuna rassegna stampa. Sull'Alfiere di Torino leggo le sedute spiritiche, Torino dice, le sedute spiritiche terminavano con stupri del gruppo. Allora dice, beh certo, per la serie, se ci sei, dammi un colpo. Ecco, questo è sulla prealpina di Varese, no? Leggo, dopo 16 anni chiude Telepadana, dico, finalmente ho trovato il telecomando. Ecco, questo è il senso che vorrei. E poi leggo, cosa vi dico, poi facciamo due cose senza approfittare di voi. Leggo su questo la Gazzetta della Spezia, che se voi andate bazzicate nella rete sicuramente trovate questa notizia perché è presente. Allora, testuale, Gazzetta della Spezia. Polizia arresta masturbatore seriale. Cioè, la cosa che incuriosisce, cioè la serialità. Ma come hanno fissato la serialità? Cosa fanno? Lo seguivano? Masturbatore seriale. No, già questo è una cosa. Allora, se la polizia arresta un masturbatore seriale, ecco che riaffiora quel tratto satirico importante. Dice, la polizia arresta un masturbatore seriale, come chiudere una cosa? È un'impresa mettergli le manette. Ecco, questo è il senso. Allora, lo stimolo è così acceso, il masturbatore seriale stimola la creatività, ovviamente, e allora addirittura ho siglato una trilogia sul masturbatore
Una era questa, la seconda, Sarzana, al masturbatore seriale arrestato, contestato anche il reato di scippo a causa delle 2 sospette borse sotto gli occhi. E questa è la seconda. Secondo, ovviamente, poi c'è una grammatica comica per cui la prima deve essere molto avvincente, voi non avete dimostrato molto entusiasmo, ma non importa, però qualitativamente c'era la prima, questa era un po' di transito, e poi la terza che chiude, no? E vedete che cazzo ne siamo, cioè, perché questa la terza chiude, dice, Sarzana, chiamato come ospite a Elisir di Mirabella, il masturbatore seriale di Sarzana ha risposto: vengo subito. Ecco, questa era la Ai vecchi sono le portatose, non sempre il cuore conquistato. Sapevate in verità in per negativi che veramente scusato. I tu sono le portatose, c'è che l'amore lontano da chi, perché chi la vita è un programma e agli umani è sempre che ne esci. I tu sono le portatose, come dice una canzone in avanti primavera, e mi vorrei educare, ma le mie della sesta che nel brusco sotto la sera non fa scappare un l'allegria in come pamposse senza sa, amara sorpresa in Lombardia e a Moghenè le strade per il mare. Se ti vedo una scusa, una tusa, un pus molfiosa e una striga, che proprio mica verste innamorata, a porta tusa e scappa la poesia. E tu sai di porta tusa, come dice una canzone, in avanti primavera, e ne vorrei toccare, ma le meglio la sei stata, che nel brisco sotto la sera. A porta tusa questa sera, lei di festa se vale il mese ai prati, e che è una lieta in cilicera che la bellezza la volente incantare. Sotto una lusterina piena un bel sciuro in carrozza arriverà, e cada la più severa e poi Cristo che resta del balare. E tu sai di porta tusa come dice una canzone in avanti primavera. Ora mi toccare, ma le mie la sesta, che nel brisco sotto la sera. E tu sai di porta tusa, come dice una canzone, in avanti primavera. E mi ora mi toccare, ma le mie la sesta, che nel brisco sotto la sera. Adesso l'acqua è in cucina, ha portato i bicchieri, passa un po' di candeggina e non si può più per sorrisi e lacrime, con lacrima, rivede per non piangere, col pianto dentro il cuore. Questo è il fuoco d'ambiente. Parla un po' del traffico, no? Tutti vogliono una macchina bella, spaziosa. Allora vedi queste macchine spaziose con dentro una donnina magra, e tutti hanno una macchina spaziosa lì dentro, però non c'è più spazio di fuori. Una volta andavi in bicicletta, andavi a scuola ora, ma te ne tevi anche un'oretta, però
per anima, resta con la mia automobile, che bella raga un grosso motore, assunto in fila quasi immobile, assunto in fila dietro un sorriso e lacrime, ridendo una lacrima, ridere per non piangere, con pianto dentro il cuore. Questa è una strofa New Age, devo dire live agile. Adesso che diventa de moda, l'India è la meditazione, te vedo appare su de yoga, te insegni la respirazione, ma qui nell'aria di Milano, che se comincia a respirare, mi cerchi un qual fakiro indiano, che mi insegna a tenere il fiato. Chiudo con una strofa d'ambiente. Il nome dei locali, a volte c'è da divertirsi, hanno inventato osteria con l'H, osteria, li chiamano modi strani. Basta inventare un nome giusto che suona bene. A volte, io mi ricordo, gli osterie di una volta non avevano un nome, si chiamavano vini, magari scritto con 5 o 6 figli nero, vini, così, oppure dalla Maria, dalla Marietta, ecco. Volta che era un'osteria, Fuggetti, bocce, polverso, all'era l'iPhone a una via, e no, adesso ricordino, adesso non faccio un condominio, non parli tipo americano, yes, cristalli, plastica e alluminio, e lancia ma vecchia Milano, sopra in Senati, che ricordare, che ricordare, ho il pianto dentro il cuore.
forse è bello anche recitare. Questa è la storia di un ragazzo un po' traviato, perché il suo babbo era già stato carcerato. Viveva solo con la mamma e lavorava in una banda di Nigera della strada. Si era già fatto ormai una buona posizione, specializzato in scippi e furti col mattone. Il più bel colpo della sua carriera è stato il furto un anno fa di una corriera. Erano soli lui e la sua mamma, che alla mattina gli dava la panna, alla sera mangiava i grissini e di notte picchiava i bambini. Il soprannome, che gli dava un po' di fama, era che tutti lo chiamavano Mario Mama, perché ogni sera lui, tornando dal lavoro, chiamava mamma con gli amici tutti in coro. La sua mametta stava sempre ad aspettare e gli buttava giù le chiavi per aprire, poi lo abbracciava e lo baciava con affetto, così poteva finalmente andare a letto. Ma in una sera in cui ammazzò 2 poliziotti, un dirigente, 4 donne e 3 commessi, il Mario perse quasi tutta la nottata e la mametta si era già addormentata. Sempre più forte si mise a gridare, chiamava mamma per farsi aprire, ma il tentativo fu sfortunato, riuscì a svegliare solo il vicinato. Mentre bestemmia chiuso in un riformatorio, il Mario pensa alla scarogna di quel giorno. 2 questurini bassi, neri e fuori turno l'han messo dentro per schiamazzo notturno. Pensami tanto, tanto intensamente. Francesca, ti sarebbe di troppo sacrificio da che non stai con quella menata lì. Perché ti disturbo, Gregorio? Sì, Francesca, perché mi rifà un sugnetto. Pensami tanto. Ma se ti tira il mica dentro il ciccio, come può dormire? E ti dormi stesso. Sarà Pensami. lei che sale sulla finestra. Che fa? Tu sarà. E mi stiri al schiuro. E mi dormi al cielo. Se Gregorio te la vede la gamba sinistra. Non la vedo, ma la riconosco benissimo. È quella con la vena varicosa. Varicosa no la trema. E quando la trema le bruxelles. E poi dici, sentite che proprio vede fa un sognetto nell'ora del desnà. Ma perché te vengi in letto addirittura? Insieme mi risparmi che fate mangiare e già la toaia. Ah, la toaia, per quella bella toaia che ti mette giù qui, a memoria di un uomo? Chi sarebbe l'uomo? A memoria Non di uomo. mi risulta. A memoria di uomo, dice. Da quando il localista è caduto nel fatale errore. Quale errore? Poi dice Franceschina, te se ricorda più. E lei Francesca Sucoria vuole sposare qui presente Gregorio, eccetera, eccetera, eccetera. E te fa un sì talmente fuori che il cereghetto che l'era da tre le burla intera per estremisi. Porto aian perché ti te di denovera. Mi sta qui quella figlia d'aria che le veniva dentro della sacrestia e tac che ti chiude il cupin e ci e Don Callisto la ciappa star nel Perusì ed ecco come un uomo nel fiore degli anni diventa infelice per tutta la vita. Per te il matrimonio è stata una quaderna secca. Per me il matrimonio, come per la maggior parte degli uomini di questo mondo, è stato l'insano desiderio di voler mantenere la figlia di un altro. Che però la podoria questa mantenuta anche un po' meglio, specialmente quando le leghe la faccio scossa, compreso di mettere giù la tovaglia. E dai con la toaia, e dai con la toaia. Sì, te se lamenta perché invitando ai matrimoni tu mi smaigiola quella roba indispensabile che si chiama steak. Ah, sì, Gli stecchi, gli stuzzicadenti. Ebbene, mio caro sappi che sulla tavola dell'inglese popolo di grande civiltà, perché hanno solo 2 partiti politici, non si è mai visto uno stuzzicadenti, perché sono ritenuti volgari. E cosa do per l'inglese per un'età scienza? Oh bella, ma la forchetta no? La forchetta, va a lavorare che sono nella porta. Va a vedere chi l'è, dai, chi l'è. Chi l'era? L'era l'esatur della luz. Scusa il burré. La buletta. La buletta, quanto l'è? 20.450
franchi. 20.450 franchi. In quanti anni? Ultimo bimestre, Gregorio. 20.450 franchi di mese. Poi, dici Franceschina, cosa te fa? O fanno andare gli elettrotreni sulla Milano-Napoli-Bari. No, tu dici cosa si può fare di una casa? Cosa sempre fa? Basta far funzionare tutto il giorno la lavatrice elettrica, la lavastoviglie elettrica, il tostapane elettrico. Ecco che cosa si può fare. No, dico Disi, ma ti crocchi mi hai comprato. No, ma si vede che tu le hai comprate in segreto e adesso le adoperi clandestinamente. Ma dici più da snata. Lei dice Francesca, adesso si passa alle contumelie. No, si passa alla precisione, perché tu non solo sopprimi in me la luce dello spirito, ma deve sopprimere anche la luce elettrica. E chi deve sopprimere deve il portafoglio? Guarda beh, che la cacchina fa la fine del ponte sul fiume Quaia, sai? Sì, dai, rispondi al telefono, dai, rispondi al telefono, forza, dai. Pronto? Pronto? Buongiorno, Sciura Pasenti. Come la va, Sciura Pasenti? La sta bene, Sciura Pasenti? Me la manda già dalla sua donna, grazie, Sciura Pasenti, perché mi si sveglia. Oh, ma grazie, Sciura Pasenti. Arrivederla, Sciura Pasenti. Tante belle cose nel Sciura Pasenti. A presto, Sciura Pasenti. E grazie ancora tante le Sciura Pasenti. A presto, Sciura Pasenti. Arrivederla, né, Sciura Pasenti. L'era la Sciura Pasenti. Hai mica capito? Cosa lavori? Ah, guarda, Gregorio, le finaderi, perché non ha di che l'esattura c'è sbagliata, la gadale è la nostra puletta e viceversa. E quanto è la nostra Francesca? Dumavo centrale. Ma com'è Dumavo centrale? Ma mi centrale è tremenda! Sei Gregorio, 20.000 in troppo, boccetti in troppo. Sai cosa ti dico? Torno da mia madre. Vai. Guarda che se vado è per non ritornare mai più, Benissimo, abbandono del tetto coniugale. No! Abbandono del mondo. Perché se tu, Gregorio, magari fra 10 anni, sentirai parlare di una certa suor Celestina. Ebbene, Gregorio, quella suora lì sarò io! E tu, Francesca, magari fra 10 anni sentirai parlare di un frate Gregorio che viene a cercare. Ebbene, Francesca, quel frate lì non sarò io. E non venirmi a cercare neanche in borghese, sai? Perché mi te mandi in la niura, mi tuffo fuori al giro del mondo Gemini col Gemini! Basta, Francesca! Vedi l'andazzo che non dà troppi grilli per la testa, ma ricordati che se domani le cose non cambiano, io farò sentire il mio polso. Gregorio! No, Francesca, non scherzare. Al cimitero è bello andare con la ragazza per la mano a passeggiare e sui cipressi le iniziali scolpire dentro un cuore con due tombe per guanciali. Felici far l'amore se sei sposato o adulterin. Al cimitero c'è un delizioso posticino. Dentro la tomba di famiglia troverai un capezzale di marmo freddo ma matrimoniale. Puoi sempre andarci dalle 20 poi, non c'è nessuno e gli ali sono bui. E se il custode ti sorprenderà, stai pur tranquillo e comprensivo e sorridendo se ne andrà. Al cimitero è bello andare, ma il 30 lana è buona norma non scordare.
perché in quel luogo solitario c'è molta umiltà e all'imprudente innamorato i reumatismi dà. Ora è il momento di sussurrar e con la mano morta lieve accarezzar. Se le fiammelle dei lumini come stelle brilleranno, a spaventarti ti riscalderà. Puoi sempre andarci dalle 20 poi, non c'è nessuno e gli ali sono lui, e se il custode ti sorprenderà, stai pur tranquillo e comprensivo e sorridendo se ne andrà. Oggi vero e devo andare alla tranquillità e con l'alma non ascoltare, perché in quel luogo solitario c'è molta umiltà e all'imprudente innamorato i reumatismi dà. Ora è il momento. Hanno cantato e suonato per voi Angelo Bissolotti e Gigi Mansoni, Luigi Bololini, Luca Angelinetti, Alberto Padrucco, Otto Serri, avanti, Mario Santino, e Luigi Ferrari. Pietro Nobile, Umberto Faini, Flavio Reggio, Roberto Griglio, grazie Maria Rego. Non c'è nessuno, negli anni solo lui, e se il custode ti sorprenderà, stai pur tranquillo e comprensivo e sorridendo se ne andrà. Ora è il momento di sussurrare e con la mano molta lieve accarezzare. Se le fiammelle illumini come stelle brilleranno, spaventarti ti riscalderà. Se le fiammelle illumini come stelle brilleranno, spaventarti ti riscalderà. Oh yeah. Ho parlato con Dina prima, che vi ringrazia tutti per essere venuti, ringrazio per i vostri contributi, ringrazio perché avete voluto anche poca spuma, no, a sufficienza. Voi sapete che in casa della serata sarà già voluto all'Istituto Monzino, dove Nanni è stato parecchie volte, ma l'ultima volta è stata più di 4 mesi ed è stato duro venerdì e speravamo tutti che tutto finisse. E è finito con una canzone che canteremo tutti insieme, Portalo Manabella, Portalo C'è la possibilità di leggere una cosina prima però, perché c'era Daniele che voleva leggere una cosa. Possiamo farlo e poi attacchiamo con poco mano. Daniele, vai lettore. Chi gli fa un sottofondo musicale? Daniele Bertoni, Che avrà un ruolo importantissimo nel nostro futuro. Teniamo, vieni Daniele, mettiti qua, al microfono. Un dì che le retrete personali e il meranino attaccando una sanguetta comincia a sgagnare, tirare una e alla sua mamma il gatto già per far finire di piangere la mia c'è fa un gol de carto, fa un pisè, fa la corsa, gioca a me e poi porto a casa la testa di lei. Un dì l'anno fa, qual è quel buono? Tanto sapere qual era quel costume. Sul momento sono andando in confusione, è quel lì! E guardavi quel venuto. Figure sti, grassa dei pastigli, senza una corda, senza fare un sé. A un bel momento parte semistessa la fetta di carne. E quella di lei. La sera che restava giorno a me, che l'avevi lì vicino nel letto, cominciava a giocare, strappato in lei, e se come si fa, tu caghi te. Intanto che mettevi mano addosso a un bel momento e parte per sinso. Ui, che testa strana, se successe. E lei la fa per forza, vede lei.
Un dì che attacca lì che fa bordei, mi serve sempre a sapere, sempre in sci, sarei disposto a fare. Ucciapà un cultè per far vedere che comandavi. Sicur d'andacciapà quella di lei, per far paura, far che la piantà, da un colpetto e ci scutte il cultè e la testa di carne, scusa. Ciao, dopo che posso fare la pasta, visto il viso di lei, sembra stupare. In scienza lo stelfiore, mangia il tasso e pianta lì, le piange, le frignate. Però sto poverino era conosciato, magro, bianco, e io sconsulto il segno. A me mi viene un dubbio, vuole vedere, se adesso sciusciava lei. Però la cosa grossa che è successa è stata l'anno passato sotto Natale, giocava a TCD, faceva freddo, aveva un'ansia di bruciare. Sta povera donna la sera capiata. Agendo ma sta roba di comprare, la strepa via la testa, John del vero. Quella di carne mi la varia già. In do maggiore. Aspetta. In do maggiore, vai. Che voglio vendicare il mio fratello. Che voglio vendicare il mio fratello. La mia filangeria è un gran serraglio. La mia filangeria è un gran serraglio. La bestia più veloce del commissario. La bestia più veloce del commissario. Io mi mangerei la campana, tutti. In via Filangieri che una campana. Volta che la suona nella puttana. Ogni volta che la suona nella puttana. La via San Vittore le più Sassi. La via San Vittore le più Sassi. Non voglio la tua sera pure spiatti. L'ho fatta l'altra sera a pugni e schiaffi. Le 777 fanno 21. E 777 fanno il giuro. Arriva lavorante non c'è nessuno. Arriva lavorante, non c'è nessuno. Ha fatto più grande la tua sottana. Tutta la marina americana. E tutta la marina americana Ha perso più battaglie del tuo reggimento. ha perso più battaglie il tuo reggimento. E che non è che l'orda Caporetto. Che il general Cavorna a Caporetto Ha perso più battaglie delle tue mutandine. ha fatto più battaglie le tue mutandine. E l'unica paese delle Filippine. E l'unica poesia alle Filippine. Vorrei vederti nuda salire le scale. Vorrei vederti nuda salire le scale E poi buttarmi il cuore con un pugnale. e poi bullarti il cuore con un pugnale. Ti lascio un messaggio d'amore. Amatevi tutti, in qualsiasi momento, a qualsiasi età. Anche qui se volete, quando spegnere la luce. Però l'uomo diventa più gentile con la donna. Non dica più ben sciacata drövi o ben sciacata duberi. La guardi negli occhi e le dica se tu mi farai vedere i tuoi due occhi azzurri, io ti farò vedere i miei due marroni. Che sono tre parole in fondo al cuore. La gioventù, la mamma
grazie a tutti, grazie a Roberto Piglio che ci ha regalato questo finale corale, grazie a Maria Mondi, ciao a tutti, grazie, ciao Magni.